Questo programma è presentato da Roast Food, a Partinico, dal 1966, solo cose buone. Nella prima puntata di TVTV abbiamo chiamato a testimoniare tanti operatori del settore, una rappresentanza dei tanti operatori del settore della movida, appunto per comprendere quali erano le possibilità per appunto le discoteche, i locali di intrattenimento. Allora era appena finito il lockdown, eravamo tutti carichi per una prossima riapertura, abbiamo fatto guerra e fuoco per riaprire ed in Sicilia ci siamo anche riusciti. Per riaprire per un periodo di tempo le discoteche, i locali notturni, i proprietari, gli imprenditori, i titolari dei locali si sono sorbiti di spese per poter sanificare, sistemare, adottare tutte le misure di sicurezza disciplinate dalle varie ordinanze per poter riaprire. Credetemi, è stato un grosso sacrificio per loro. Però da allora adesso siamo arrivati alla settima puntata, questa è la settima puntata di TVTV, non penso che sia cambiato tantissimo. Siamo di nuovo qua a testimoniare che noi dal 23 febbraio siamo fermi, tutta la movida è ferma, tutte le ordinanze fatte da governatori, da sindaci e da governo nazionale sono tutti contro la movida, come se fosse solamente la movida il pericolo per l'emergenza Covid. Noi siamo qua, diciamo che subiamo ancora, pronti ad essere attivi per una riapertura, per una ripartenza. Però credetemi, io adesso vi faccio vedere altre testimonianze di altri operatori del settore, sempre una piccola rappresentanza perché capite bene loro sono tantissimi e non possiamo accoglierli tutti all'interno di un servizio televisivo, ma la gente è un poco stanca, depressa, non sa più a chi rivolgersi, non sa più chi potrebbe essere il suo difensore per capire i veri problemi delle attività commerciali dedicate al mondo della notte. Quindi noi di VTV vogliamo testimoniarvi questo, però come dire, siamo sempre pronti a trovare delle soluzioni. E i proprietari dei locali, i titolari, i DJ, gli artisti, i barman, i tanti operatori del settore, e voglio anche comprendere la parte delle palestre, la parte delle altre attività dedicate al mondo della notte, della sera, quindi ristoratori, gente che ha dei wine bar, dei pub, locali di intrattenimento in genere, sono tutti pronti a trovare delle soluzioni per poter lavorare, non chiedono altro, chiedono di lavorare, e questo penso che sia un appello importante per tutti coloro che ci governano, per tutti coloro che decidono per noi. Caro Maurizio, mi inviti a esprimere attraverso un video la mia opinione su quello che sta continuando ad accadere nel nostro paese, anche nella nostra città di Palermo. L'impazzimento totale, il primo dato che emerge è quello che il governo nazionale dimostra tutta la sua incapacità e la inadeguatezza a governare il nostro paese,
gli imprenditori, i commercianti, i ristoratori, i titolari di discoteche, i titolari di enoteche non hanno più un parametro fisso, perché le regole, nonostante abbiano adottato in maniera davvero diligente tutti i protocolli che sono stati via via impartiti, oggi si trovano davanti a nuove limitazioni. Chi paga tutto questo danno economico che viene arrecato al settore della ristorazione, al settore dei pubblici esercizi, al mondo dello spettacolo, al mondo delle discoteche, al personale, ai DJ? Tu pensa che soltanto il mondo della ristorazione ha un indotto di lavoratori di 1.200.000 con un fatturato miliardario incredibile, che ovviamente quest'anno sarà assolutamente sotto le medie registrate ogni anno, con conseguente perdita di posti di lavoro e di grande danno economico per imprenditori che hanno investito il loro denaro soprattutto nelle attività di ristorazione di buon livello. Sono da solo, lo posso togliere. Io credo che noi ci stiamo comportando bene. Noi abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Ci siamo adeguati a tutti i regolamenti, tutte le varie comunicazioni che abbiamo subito in questo periodo. E insisto nel dire che i due anelli di congiunzione, cioè la parte sanitaria e la parte economica, non sono riusciti a metterli insieme. E questo secondo me è la causa. Ovviamente auspico che tutto si possa risolvere, noi ce la mettiamo tutta. Speriamo quanto prima di poter togliere queste maledette mascherine. Ciao a tutti. Purtroppo cosa devo dire? Devo dire che il mio pensiero va anche soprattutto alle vittime di questo maledetto Covid-19, alle persone che non ci sono più e che sono morte per causa di questo male. E il mio messaggio è che al governo centrale si ricordino di noi, perché noi siamo più di 200.000 persone, abbiamo famiglie, abbiamo le nostre esigenze giornaliere, dobbiamo pur vivere, dobbiamo pur mangiare. Perciò dico, non dimenticateci, ok? Noi esisteremo sempre, perché noi diamo il sorriso, il divertimento, portiamo la gioia a tutti senza alcun problema. Che dire, tanta tristezza, ma anche in questi momenti tristi bisogna essere lucidi, conservare la lucidità e sapere affrontare i problemi. Il problema qual è? Il coronavirus? O il governo ci vuole fare morire, ci vuole distruggere, ci vuole annientare, ci vuole imbavagliare? Pensateci, ascoltiamo gli scienziati, ma quelli veri, non quelli che sono al libro paga delle case farmaceutiche, quelli che dicono la realtà. A marzo era una cosa, oggi è un'altra cosa. Che senso ha chiudere gli orari? Che senso ha stare in un aereo a 20 cm da un altro e non potersi bere una birra con un amico? Ragazzi, apriamoci gli occhi. Purtroppo il momento è duro, è triste, ma non dobbiamo mai mollare, mai. È un momento veramente difficile per tutti, un momento difficile soprattutto per voi imprenditori del mondo della notte, imprenditori della cultura, imprenditori del settore degli eventi, dei concerti. Io sinceramente posso esprimere la mia massima solidarietà nei vostri confronti per quello che avete passato e state ancora oggi passando, ma chiaramente io auspico che il governo nazionale possa tutelarvi tramite i vostri sindacati, tramite le vostre sigle, possa tutelarvi riconoscendovi un incipit a livello economico che possa aiutarvi a tenere in vita questo comparto. Fra i DPCM del governo Conte, le restrizioni Covid del presidente Nello Musumeci e la regione siciliana e le ordinanze del sindaco Orlando ci stanno distruggendo il mondo della movida. Che brutta parola, drogati, alcolizzati, gente inutile, ma dietro il mondo della movida c'è gente che vive e campa la famiglia. Ci sono i proprietari del locale, i gestori,
i musicisti, i DJ, i barman, i camerieri, chi vende i prodotti. È un mondo che sta morendo, che stanno facendo morire. Ora capisco il problema grave di quello che stiamo vivendo, però non ci potete abbandonare, ci avete abbandonato completamente. Non possiamo più noi pagare i danni della scelleratezza di un governo di incompetente che non ha saputo gestire questa situazione fin dagli esordi e che ora riversa su di noi interamente tutto il problema. Ok? Vi chiedo accuratamente di unirvi in questa nostra battaglia e anche coloro i quali si sentissero garantiti dal proprio stipendio statale o quello che sia, vi discorrendo, non siate sordi in questa situazione, perché ricordatevi che siamo tutti sulla stessa barca, che se affonda trascinerà anche voi dietro. Io penso che la musica è arte e l'arte non ha mai fatto male a nessuno, quindi non capisco perché dobbiamo essere soltanto noi quelli a pagarne le conseguenze di tutto questo. Noi siamo sempre quelli che dopo le vostre dure settimane di lavoro, dopo il vostro stress quotidiano, eravamo in grado di regalarvi un sorriso. Venivate da noi nei nostri club, nei nostri festival, nei nostri locali e vi regalavamo dei momenti di gioia. Noi non chiediamo altro di tornare a fare quello che sappiamo fare meglio. Noi non chiediamo altro che di tornare a farvi sorridere. Tutto qui. Non credo che le chiusure anticipate del coprifuoco che stanno attuando possano rallentare i contagi, piuttosto rallentano soltanto l'economia e aumentano la crisi degli imprenditori, di chi ha locali, di chi gestisce, degli artisti, di DJ, di tutti gli addetti ai lavori. Credo ci possano essere soluzioni migliori per limitare i danni, ma non c'è voglia di confronto e l'abbiamo visto. La volontà di capire in quale difficoltà siamo e che stiamo vivendo. Purtroppo ad oggi, secondo me, lo Stato non ha soluzioni, sta soltanto facendo impaurire la popolazione, tanto a loro basta chiudere tutto. Il numero dei giovani nelle piazze piuttosto che nei lidi a sembrarsi in tutta l'estate per un drink, quasi sempre senza strumento di protezione come una mascherina, mi ha fatto pensare che il club invece poteva essere un luogo molto sicuro. Parlarne adesso in autunno inoltrato crea di nuovo un po' di surrealità, perché il club secondo me non può aprire, specialmente un club invernale al chiuso, ma il governo farebbe bene ad adottare delle misure adatte al mondo della notte, circondandosi di gente competente che possa partecipare a una tavola assolutamente tecnica per trovare una soluzione nel tempo, nei mesi a seguire. Il non aiutare questo settore o far prendere delle decisioni a gente che probabilmente in una discoteca non è mai entrata sta veramente creando una situazione surreale per noi addetti ai lavori e soprattutto per i proprietari di locali molto grandi che stanno soffrendo decisamente tanto. Ma chi me lo doveva dire a me? Nel 2020 saremmo stati tutti a casa, senza poter fare una festa, senza incontrarci, senza ballare. Che spinno che ho di ballare, di fare una festa, non ne avete idea. E chissà quanto ancora dovremmo aspettare, questa è la cosa che più mi fa stare male. Subito voglio dire che non sono assolutamente d'accordo per la chiusura dei locali e dunque per penalizzare la vita notturna, dunque la movida, anche perché questo problema di assemblamento può avvenire anche di giorno, dunque andare a prendere di mira soltanto la notte per risolvere un problema che attualmente risulta ingestibile, anche se si stanno attuando tantissime restrizioni per una miglioria nella nostra vita, da un lato si sta colpendo soltanto una parte della vita, quella notturna. E non mi sembra corretto perché naturalmente mentre molta gente di giorno, che ci possono essere lo stesso ugualmente gli assemblamenti, la parte notturna che lavora con i locali, ristoranti, pizzerie e tant'altro risulta penalizzata da questi appunto decreti, dunque queste limitazioni. Nuovo decreto, chiusura alle 18, praticamente siamo consumati, ritorneranno di modo i matinè, perciò prepariamoci per i matinè. Apericolazione e ci facciamo pure l'aperipranzo con un bel DJ set sempre con mascherine e tutte cose annesse, perciò ragazzi pazienza, la movida come tante altre cose sono finite. Sullo sfondo vedete mio padre
ex titolare del Cerchio, che si sta organizzando già per un matinale, ecco, dietro di me. Per il resto ci vediamo prossimamente, sperando in un 2021 positivo e propenso, forse, chissà. Penso che proprio in questo specifico momento dovremmo stare tutti un po' più uniti. Penso che il momento è difficile, penso che ci siano tantissimi disagi provocati dal Covid, provocati da da uno Stato che non ci garantisce. C'è malcontento, c'è brutta aria in giro, però sai, poi ci sono quegli episodi che ti fanno riflettere. Veniamo da 2 settimane per noi difficilissime, per tanti motivi. Mi rendo conto che dovremmo essere tutti un po' più uniti, levare i dissapori, levare i problemi, le stupidissime discussioni e stare più uniti. In questo momento c'è bisogno di unità. Che dire, in bocca al lupo a tutti in questo preciso momento di disagio, e speriamo che il 2021 ci porti più serenità e più tranquillità. Un bacio a tutti. Roast Food nasce nel 1966, siamo già alla seconda generazione. La nostra attività è specializzata nella vendita del pollo, delle carni bianche, delle carni rosse, ma soprattutto delle verdure grigliate. Siamo un'ottima burgeria, pizzeria, kebaberia e tutta gastronomia sia da sport che da consumare in loco. La mattina vado dai nostri contadini a selezionare i migliori prodotti per la nostra gastronomia, il pomodoro secco, i cardi, i broccoletti in pastella, le verdure di prima qualità, tutto a chilometro zero. La nostra attività è a conduzione familiare, quindi vi aspetto per farvi degustare i nostri piatti, le nostre portate, accompagnati da un buon bicchiere di vino e, perché no, anche dalle nostre birre artigianali. Roast Food a Partinico, dal 1966, solo cose buone. TV ha il piacere di intervistare il grande Sergio Vespertino. Riguardo me, io sono al momento con una fiction, sono impegnato per Macari, che è una fiction che andrà poi per Rai 1, per un progetto Palomar. Vorrebbe forse un domani riuscire a sovvertire quello che è, insomma, il commissario Montalbano, no? Abbiamo come protagonista Claudio Gioè, io sono il maresciallo Guareschi, col baffone tipo da tricheco. È un personaggio abbastanza serio, un padre di famiglia che insomma, e quindi quando ci sono questi accadimenti dove ci sono queste disgrazie o qualcosa che succede malconcio, ecco che arriva questo personaggio fisso. Io sono contento. E poi sotto l'aspetto teatrale purtroppo stiamo operando tutti quanti come categoria, perché c'è un distanziamento severo ed è giusto che sia così. Ti dà un po' fastidio quando che poi vedi che poi in giro c'è troppa anarchia e che quindi c'è questa legge insomma, che non funziona perfettamente. Il timore rimane. Io sono tra i più tamponati, perché ogni volta che devo andare sul set si fa il tampone e c'è sempre questo piccolo momento d'ansia, d'attesa, e poi ok.
Che dirvi, nel futuro breve io mi sto preparando uno spettacolo nuovo e incrocio le dita che tutto vada sempre a mitigare, migliorare, per poter riconvertire di nuovo, poter ritrovare il pubblico, perché viviamo noi di questa condivisione. Se non c'è ci troviamo veramente male. Parliamo di televisione. Che mi dici? TV! Ma quale televisione? Più così che intrattiene, diverte, ti fa passare momenti. Sta mascherina io non la sopporto più. Poi parliamo di radio, abbiamo qui la radio, e che posso fare? Posso salutare tutti coloro che ci stanno seguendo e dire forza, coraggio, torniamo a vivere, torniamo a teatro, appena possibile toglieremo queste mascherine, perché io veramente vorrei una presa d'aria nelle mascherine, non riesco, e quando esce te la scordi e devi risalire. Io avevo l'ascensore rotto 5 piani a piedi, le chiavi, la mascherina, non se ne può più, si fa fatica, quindi spero che riusciamo a tornare in teatro, così ci divertiremo in teatro. Va bene la TV, va bene la radio, ma anche il teatro, perché noi viviamo di teatro, per cui, che posso dire, divertitevi, ma soprattutto in questo momento dobbiamo tenere la mascherina, dobbiamo stare distanti affinché insomma nessuno possa passare dei momenti difficili da un punto di vista di salute. Non ce ne Stefano Piazza, non ce ne Stefano Piazza. Non possiamo stare così vicini, non possiamo stare così. Ma c'ho la maschera che è un matanato. Non possiamo stare così vicini. Allora mi allontano. Non ce ne Stefano Piazza. Qual è la tua canzone preferita? La mia canzone preferita, si sente l'audio, io sto urlando di proposito, il ballo del qua qua. Stiamo portando in giro questo Palermitani a modo nostro, che è un esempio di teatro in forma di concerto, che parte tutto dal principio della lingua siciliana, nel nostro caso palermitana, è una lingua molto musicale. E allora l'idea è stata proprio quella di declinare anche con le note, con le canzoni, con questi grandi artisti che sono qua. Ora li citiamo, quindi Paride Benassai, Marcello Salerno, Dario Sulis, e quindi abbiamo già iniziato quest'estate, che insomma contiamo di continuare. Poi nel tempo perso raccolgo olive e faccio olio. Volevo spezzare un'arancia a favore di, che se non se la mangia tra l'altro, Mauriziotto, che è fatto un ragazzo magro e bello, come è sempre stato bello e magro, e anche adesso spezzo un'arancia così se la mangia, perché ciao Mauriziotto, sei sempre il numero uno. Mambo bado, mambo bado, mambo bado, mambo bado, mambo bado, mambo bado, mambo bado. Lello San Filippo, Radio Time. Ho chiesto già a qualcuno dei tuoi ospiti il ruolo della radio oggi, cos'è cambiato, cosa pensi che cambierà? Racconta. La radio è cambiata totalmente, abbiamo iniziato come Radio Time 32 anni fa, ma già alcuni di noi più vecchi avevano un'esperienza radiofonica precedente. È un'altra cosa, oggi la radio è un organo di informazione a tutti i livelli, ed è il mezzo e la piattaforma che si è riuscita a sposare meglio con tutte le nuove tecnologie. Infatti oggi la radio la trovi dappertutto, la radio te la trovi in radio, te la trovi in TV, la trovi sullo smartphone, te la trovi al computer, insomma praticamente ormai non ci sono più scuse per non ascoltare, se ti piace, un programma radiofonico, un'informazione radiofonica, e questa è effettivamente una forza enorme che in qualche maniera nell'immaginario è in qualche maniera diventata secondaria ai social. Probabilmente in realtà non è altro che un mega amplificatore, cioè riesce ad amplificare meglio quello che è l'informazione, che molte volte non dico distorta ma molto frammentaria dei social, invece la radio riesce a completarla ed amplificarla. Questo programma è stato presentato da Roast Food, a Partinico, dal 1966, solo cose buone.